Montebelluna, capitale del volley veneto. Così è stato domenica scorsa, dove al Pala Mazzalovo si sono giocate le finali di Coppa Veneto 2009-2010. La Coppa Veneto è giunta quest'anno alla 13ª edizione e da piccolo appuntamento infrasettimanale è diventata un fenomeno. Sì, questa Coppa Veneto è veramente cresciuta con gli anni. Le società vogliono partecipare, quest'anno abbiamo avuto 98 squadre femminili e 48 squadre maschili, a dimostrazione di quanto è sentita questa Coppa Veneto. Inoltre arrivano sempre in finale le migliori squadre della Serie C. Qui abbiamo visto era una prima squadra di un girone e una seconda di un girone nella C femminile, mentre nella maschile addirittura la prima e la seconda di un girone della C maschile. Il pomeriggio di Montebelluna ha visto sfidarsi alle 15:30 le formazioni padovane della Style Fratte e dell'FC Fontaniva. Dopo 2 set a senso unico in cui il Fratte ha dettato legge in lungo ed in largo, l'FC Volley è riuscito a riaprire l'incontro vincendo il terzo parziale, salvo poi cedere definitivamente nel quarto. Grande soddisfazione dunque per il Fratte, che incamera la prima vittoria importante della stagione. Direi che è stata una serata bellissima per tutta la società, che lo aspettava da tanto, che se lo merita anche, penso, no? Penso tutto sommato anche, lo dico da trevisano, per il volley padovano, che non aveva mai vinto la Coppa femminile. E poi per la squadra, che se lo merita, perché comunque sta lavorando bene. Non era uno degli obiettivi di inizio anno, l'obiettivo è il campionato e là siamo messi bene, però abbiamo ancora un po' di percorso da fare. Questa l'abbiamo sempre presa come un qualcosa in più, però insomma passo dopo passo le cose sono sempre andate bene. La vittoria del Fratte è stata quella di una società intera. La Coppa Veneto infatti non è un nuovo trofeo, ma una bella conferma. Ritroviamo la Coppa Veneto dopo rispettivamente 11 e 12 anni, quando è iniziata la Coppa Veneto e che noi abbiamo vinto con la squadra maschile per 2 anni consecutivi. E quindi adesso poi c'è un'altra cosa da dire: Padova non ha mai vinto la Coppa Veneto femminile finora e regaliamo questo successo, oltre che a noi stessi ovviamente, regaliamo alla FIPAV di Padova questo bel risultato. Il Fratte sta affrontando il campionato di Serie C con l'obiettivo della promozione. La squadra è prima in classifica e a detta di tutti quest'anno a Fratte c'è una grande formazione. Sì, c'è uno squadrone, possiamo dire che c'è uno squadrone, siamo noi vecchi, tra virgolette, poi ci sono le giovani, siamo unite, l'unione, come dicevo, è il perno della nostra squadra, ci conosciamo, andiamo d'accordo, c'è un bello spogliatoio e questo porta a vincere e a fare i bei numeri come stiamo facendo. Ma passiamo alle sconfitte dell'FC Volley. C'è sicuramente rammarico per il risultato influenzato dalla stanchezza fisica data dall'incontro di campionato giocato la sera prima. 2 set che sicuramente iniziali, nelle quali abbiamo fatto fatica, comunque affaticate anche dalla giornata prima. Un rammarico è quello che il Fruverit non ci ha spostato la partita al sabato, ha voluto giocarla al sabato. Noi chiaramente l'abbiamo fatta, ma sicuramente due appuntamenti così vicini sono fatica da tenere anche per le ragazze. 2 set per entrare in partita, poi siamo riusciti in partita, ma sicuramente abbiamo fatto una partita sottotono, non una partita data dall'FC Volley, cioè come sa solitamente giocare. Visibile delusione anche negli occhi del presidente Michelazzo, che però riconosce che l'aver giocato la finale rimane un obiettivo raggiunto. Il lavoro che abbiamo fatto ci ha permesso di arrivare qui in finale, purtroppo non è andata benissimo, comunque riteniamo il lavoro stia pagando tutti gli sforzi che stiamo facendo, grazie anche agli atleti e a tutta la squadra che sta lavorando bene. All'FC Volley ora c'è un obiettivo di prim'ordine: non perdere quote in campionato per poter ancora sperare nella promozione in B2. Adesso il nostro obiettivo è comunque mantenere la seconda posizione in campionato, perché ormai Salvitale secondo me ha preso un po' il largo. Dobbiamo dare di tutto e di più in campionato, continuando comunque a giocare bene unite come lo siamo stati forse gli ultimi 2 set, perché i primi eravamo un po' disunite. Però dobbiamo mantenere comunque il nostro andamento. Parliamo adesso di finale maschile. In campo i padroni di casa del Colle Bricco Ok e la formazione veronese dello Shan Bussolengo. Con il Bussolengo avanti 2-1 e 21-15 nel quarto set, il Colle Bricco ha saputo ribaltare l'incontro, rimontando in maniera incredibile nel quarto ed imponendosi al tie break. Direi che l'ingresso del nostro compagno Tommasi Matteo è stato abbastanza decisivo con i suoi muri, con il suo entusiasmo. Fosse stata lì la svolta vera, ci abbiamo creduto in quel momento.
con il loro calo e con i muri del nostro compagno. In effetti la carta Tomasi, entrato in campo nel quarto set con un menisco malconcio, ha girato la partita che sembrava ormai vinta dallo Shan. Penso che sia stata vittoria della squadra, comunque la squadra è sempre rimasta là punto a punto. I palloni decisivi non li ho messi giù io, ma li hanno messi giù altri miei compagni e erano soltanto un attimo in difficoltà e penso che comunque gli bastasse soltanto dare una sterzata, per fortuna è arrivata e si è riusciti a vincere la Coppa. Il merito del successo della squadra di casa va dato ai ragazzi, dice il tecnico. Grande cuore dei ragazzi, hanno dato tutto, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Prima il quarto set erano un po' sfiduciati, però non hanno mollato, ci hanno creduto e siamo riusciti a portare a casa la partita. Davvero bravi, considerato che non avevamo praticamente cambi, abbiamo adattato alcune situazioni con i giocatori in campo e è andata bene. Ma passiamo agli sconfitti dello Shan Bussolengo. Blackout del quarto set ha cambiato totalmente l'esito dell'incontro. Avevamo quasi accarezzata anche la Coppa, perché sul 21-15 del quarto la pallavolo ha insegnato sempre tanto di non dar mai niente per scontato, però eravamo veramente messi in una condizione così. Mi è dispiaciuto molto per i ragazzi, soprattutto perché hanno dato tutto e potevamo portare a casa veramente il trofeo. Comunque insomma va bene, abbiamo onorato credo nel migliore dei modi questa nostra partecipazione e l'anno prossimo ci riproviamo. Sentiamo allora cosa effettivamente è successo nel sestetto veronese con il commento di chi ha vissuto l'incontro dalla panchina. Sì, siamo stati molto vicini nel quarto set che abbiamo dominato fino al 21, purtroppo è andato in battuta prima il pareggiatore, poi il numero 15 loro e noi siamo crollati proprio a livello anche non solo fisico ma mentale soprattutto e abbiamo subito un parziale di 6 punti, ci hanno raggiunti e dopo punto a punto alla fine l'abbiamo perso, poi il tie break siamo un po' crollati. Premiati a fine incontro la palleggiatrice del Fratte Sara Gazzola come MVP della finale femminile e Michele Bozzini del Bussolengo come MVP maschile. Per l'opposto del Bussolengo, sconfitto ma premiato, è stata una finale agrodolce. Più agro che dolce, perché credo che in uno sport di squadra il trofeo individuale ha un peso relativo. Sicuramente avrei preferito vincere la Coppa che portare a casa il premio individuale. E oltretutto se ho vinto questo premio anche grazie ai miei compagni di squadra. Poi peccato perché stavamo vincendo questo quarto set e siamo andati a perderlo, solo noi. Sicuramente Collebrigo ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo e noi invece non abbiamo avuto la capacità di chiudere quando era il momento di farlo. Non dimentichiamo che ad organizzare la manifestazione è stata la società del Volley Group Povegliano, trasferitasi da quest'anno a Montebelluna, dove ha già portato un importante trofeo. Il nostro obiettivo è sensibilizzare un po' la zona di Montebelluna perché noi siamo sempre ospiti qui e direi che il pubblico ha risposto, c'è stata la presenza e ci ha fatto molto piacere del sindaco di Montebelluna, dell'assessore allo sport, vecchi pallavolisti, vecchi tra virgolette che giocavano negli anni 60 anche con me, stasera li ho visti tutti qui al Pallamanzarovo e questo mi ha fatto un grande piacere. Io ritengo di essere come società siamo nella strada giusta. Se continuiamo così penso che risultati, sponsor e pubblico verranno sicuramente.